Presidente, caro consigliere, cari amici, due parole non c'è su tipo di rapporto, non c'è sviluppo a lungo andare. Sono rapporti, io dico francamente, che sono assai difficili e mica leggi, al contrario, ma che sono assai difficili e mi pare a portare un commento che sia l'editorio perché sono rapporti che parlano di una manza d'affari ed è difficile di poter cacciare usuto perché io quando leggo su tipo di rapporto ho l'impressione di avere un progetto di società in modo retrospettivo e un progetto di società in prospettiva ed è assai difficile di giungere qui in qualche minuto di insistere non da un punto tale o un altro punto, dunque a cercare a porre due questioni. E ne parlava con il presidente dell'Assemblea di Corsica, rimane non ha lo sviluppo a lungo andare. Abbiamo lavorato appena a questa nozione all'università in modo rispettivo e rilidi un po' di argomenti e chi dice che le scienze sociali dipende lo sviluppo a lungo andare ci invitano quelle scienze sociali a fare una differenza tra la crescita e lo sviluppo. E ci dicono le scienze sociali che la crescita di ricchezza, l'aumentazione di un capitale, l'accattamento di un capitale, la moltiplicazione di UE materiali, ma non è mica lo sviluppo. La crescita non è mica lo sviluppo. Lo sviluppo è la trasformazione profonda di strutture sociali, economiche, culturali, economiche. E dunque, quando ho letto questo documento, è difficile a cacciare usuto, mi sono interrogato di questa differenza tra crescita e sviluppo. Un esempio con la costruzione, la crescita è la moltiplicazione di case, lo sviluppo non è mica non costruisce più ma costruisce altrimenti. E io mi sono interrogato dunque di questo rapporto, prima domanda, siamo qui di un documento che palesa una crescita per la Corsica o di un documento che palesa un sviluppo a lungo andare? E penso che noi potremmo rispondere senza esitazione che noi siamo in un documento che palesa un sviluppo a lungo andare perché questo documento e l'azione pubblica che la porta collettività territoriale di Corsica cerca a trasformare in modo profondo le strutture economiche, sociali e culturali di Corsica. Secondo punto, lo sviluppo a lungo andare, l'ha detto, caro consigliere esecutivo, mi si pare che è qualcosa di trasversale da cima in fondo e forse avremmo l'abitudine di pensare lo sviluppo a lungo andare unicamente attraverso un verso ecologico, ambientale, invece che lo sviluppo a lungo andare è terramentato a livello economico, sociale, economico e culturale è un cosa che tratta dell'insieme della società. Seconda questione, su documento palesa su carattere trasversale o mica di sviluppo a lungo andare e penso senza esitazione qui di noi che non potremmo rispondere in modo affermativo e positivo a questa questione. Dunque, una volta che noi trattiamo la differenza tra crescita e sviluppo a lungo andare, una volta che noi trattiamo il carattere trasversale di cose, io a Bosui siamo in tutti i casi a nome di un gruppo che rappresento qui assai felice di leggere su tipo di documento che ci facciano pro molto più completo non che è aumentato i 17 oggettivi internazionali di petto allo sviluppo a lungo andare, ne volete aggiustare uno che ci tiene a correre assai in un gruppo e penso non anche di questa assemblea di diversità culturale e linguistica, dunque noi vi puremo casualità di questo documento e a ringraziarvi per la sua presentazione.